Con l'87% dei voti in suo favore, Daniele Giordano è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia. Molte le lotte da fare e le sfide che abbiamo da affrontare, ha detto Giordano in assemblea a Mestre, forte della sua relazione programmatica che ha evidenziato come il mercato del lavoro nel territorio veneziano sia fortemente precario, ricordando con i dati di ANPAL e Unioncamere la diffusione di contratti a tempo determinato in tutti i settori e la bassa qualificazione delle proposte di lavoro. La situazione oggi è grave perché c'è un sistema produttivo che produce grande precarietà. La maggioranza delle nuove assunzioni anche quest'anno saranno contratti a termine, contratti precari. Noi invece abbiamo bisogno di offrire ai giovani opportunità di lavoro stabile, di un futuro, perché non se ne vadano da questo territorio. Abbiamo una sanità in grande difficoltà, non solo per le vicende legate ai medici di base che abbiamo visto e letto tutti, ma anche le strutture ospedaliere sono in grande sofferenza. Manca personale, sono sempre di più i cittadini, i pensionati, le pensionate che si rivolgono al sindacato per dire che non hanno le prestazioni nei tempi dovuti. Noi dobbiamo impegnarci per creare subito le condizioni per un cambio del modello di sviluppo. Dobbiamo costruire lavoro di qualità che non sia precario, lavoro per i giovani e mettere in campo una discussione seria e forte sul nostro sistema sociosanitario. Noi abbiamo bisogno anche a Venezia una sanità di qualità che risponda in tempi adeguati ai bisogni dei cittadini.